Anche quest'anno il vescovo di Vittorio Veneto ha dato il via ad un ciclo di incontri con gli amministratori pubblici della diocesi, per riflettere insieme sulla ricerca del bene comune. Nel corso delle serate, Monsignor Pizziolo ha toccato alcuni temi affrontati nel convegno diocesano Abita la terra e vivi con fede, in particolare quello della ricerca del volto di Dio e della costruzione di una società più umana. Io credo che il discorso della riscoperta del vero volto di Dio abbia a che fare con la scoperta o riscoperta delle ragioni del vostro impegno in politica. Politica intesa come forma eminente di carità verso il prossimo. La politica è e deve essere soprattutto una vocazione. Se mancano la tensione ideale, la coscienza della propria responsabilità morale, una vera e propria spiritualità del bene comune, non si può fare politica, la quale per definizione è servizio. La fede in Gesù e nel Vangelo conduce il cristiano ad un impegno per il bene comune nella società in cui vive, avendo i poveri e le categorie più disagiate come primi interlocutori. Però, se da una parte la fede comporta inevitabilmente un impegno sociale, questa parola resterebbe vuota se mancasse la condizione che io su cui mi soffermo in questo momento, che mi sento il dovere di ricordare, no? Per essere un contributo davvero efficace, quello dei cristiani esige che la fede ci sia, che la fede ci sia. L'esperienza di questa lunga crisi economica che stiamo attraversando, oltre ad evidenziare l'ambiguità di un certo modello di sviluppo, spinge a individuare e a scegliere stili di vita che ci liberino dalla schiavitù delle cose e dai falsi bisogni per ridarci il gusto e la gioia dell'essenziale, assumendo nuovamente la sobrietà e l'austerità come valori da perseguire e vedendo in esse scelte di liberazione. Il vescovo ha poi parlato dell'importanza del volontariato, che si declina in varie forme all'interno della nostra società, tra cui la politica. Ha però sottolineato che spesso non ci si impegna adeguatamente nell'ambito politico per una generale sfiducia nei confronti delle nostre classi dirigenti. Durante l'incontro con gli amministratori vittoriesi, il senatore Maurizio Castro ha chiesto al vescovo di intervenire sul tema degli imprenditori suicidi, che sta interessando da qualche mese il nostro territorio per effetto della crisi. Sono rimasto impressionato dalla catena di fatti tragici, suicidi di cui parlava. Non posso non dire che sono momenti di debolezza, non momenti di fortezza, momenti di debolezza, momenti patologici, non momenti sani. Credo che più che esaltare queste situazioni vanno individuate delle forme di sostegno e di solidarietà per queste situazioni. Questo piuttosto mi pare che sia il problema. Quelle situazioni sono di gridi di aiuto che forse avrebbero potuto essere ascoltati prima e colti prima e non soltanto esaltati dopo, che non serve proprio a niente.